innovazione per il territorio e sviluppo della sostenibilità dei servizi per il cittadino nella programmazione europea 2014-2020, un progetto che vuole giocare un ruolo decisivo, promuovere e comunicare politiche, progetti e servizi nella città di Padova e provincia sui temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale. Il progetto si pone anche come punto di raccordo per tutti gli attori istituzionali ed imprenditoriali attivi nello sviluppo della green economy e della responsabilità sociale di impresa locale, favorendo sinergie e alleanze reali di rete di business responsabile. Di questo se ne è parlato nella mattinata presso le aule polifunzionali del Parco Fenice a Padova. Produzione e sostenibilità, queste sono le armi. Sì, sono armi che riteniamo siano vincenti per uscire da questa situazione di impasse, di crisi che tutti quanti viviamo. Le aziende pubbliche di servizi sono in prima linea e oggi presentiamo un progetto sul quale noi andremo a metterci le mani. Nel 2017-2020 ci sono 70 milioni di euro a disposizione per nuova tecnologia. È una sfida non solo delle aziende pubbliche, ma è una sfida che lanciamo anche per le nuove generazioni, perché generalmente la nuova tecnologia arriva da menti fresche. Le menti fresche sono quelle dei giovani sulle quali noi puntiamo. Quali sono i progetti che vorrete sviluppare prossimamente? Il settore più importante è quello ambientale a 360 gradi. Riteniamo che sia importante creare e sviluppare le nostre città in modo che siano sempre più a portata di uomo, di persone. Alcuni anni fa, quando ancora a Padova non se ne parlava, lanciavamo l'idea della Smart City, avevamo lanciato il bike sharing. Sono realtà che a Padova hanno preso piede, sono realtà che in Europa hanno preso piede. Abbiamo anticipato i tempi, ne avevamo parlato con appositi convegni ed iniziative 5 anni fa. Finalmente ci piace vedere che sono progetti che poi si realizzano in queste città e credo che ancora avremo molta strada da fare. Anche quest'anno Conservizi Veneto, con il contributo della Camera di Commercio di Padova, porta a compimento il progetto Padova Sostenibile e Responsabile, che focalizza, anticipandone i tempi, quelle che sono le buone pratiche per rendere lo sviluppo del territorio e dei servizi alla collettività sempre più facilmente accessibili, mirando all'elevazione della qualità della vita. Idee innovative che portino grandi investimenti dall'estero. Quindi Conservizi fa questo e noi ci siamo. Noi dobbiamo pensare che in tempi come questi vendere mangiadischi non funziona più, bisogna guardarsi intorno, bisogna pensare all'Europa, non bisogna più pensare alla nostra area ristretta, perché c'è un'evoluzione talmente grande in questo momento che spesso ci sfugge, che tutto quello che serve per leggere e comprenderla noi la proviamo e crediamo che questa va incoraggiata, e guardando soprattutto all'Europa, perché se ci saranno dei contributi ci saranno in Europa nei prossimi anni. Infatti l'Europa richiede dall'Italia maggiore attenzione. Sì, l'Italia negli anni passati ha avuto poca attenzione per questo filone, è stata meno attenta di altri paesi e in effetti ha portato a casa meno finanziamenti europei. Però d'altra parte purtroppo negativamente abbiamo dato il contributo all'Europa, quindi noi italiani abbiamo dato molti soldi in Europa, il debito pubblico aumenta anche per questo. Un evento che quest'anno coniuga l'attenzione alla sostenibilità dei servizi al cittadino con il rapporto fra utilities e territorio, nell'ottica di inquadrare le opportunità dei 70 milioni di euro in arrivo nell'8ª programmazione europea 2014-2020. Oggi siamo già a un punto, direi, di progettazione avanzata, per cui stiamo cercando tutta una serie di sinergie e di collaborazioni per cercare di arrivare ai finanziamenti europei che sono stati annunciati dal 2014 al 2020 e cercare appunto di raggiungere l'obiettivo che ci eravamo posti quando siamo partiti. A noi piacerebbe riuscire a intercettarne anche solo una piccolissima parte, perché riusciremo, io credo, con l'esperienza che abbiamo e appunto con la sinergia fatta con Camera di Commercio, a riuscire a portare a casa
qualche utile risultato su progettazione di sostenibilità, ma soprattutto di responsabilità a livello delle nostre aziende associate, ma che possono solo far bene anche a livello cittadino e regionale.